Siamo praticamente arrivati anche alla fine di maggio e per usare una battuta che ho letto più di una volta su internet in relazione proprio alle recenti elezioni europee, dove dicevano che anche in Sicilia Salvini della Lega è stato il primo eletto, il primo effetto proprio di questa elezione è stata la nebbia a maggio in Sicilia, nel senso che anche l'Italia si deve equiparare a quello che è il resto della nazione, anche la Sicilia, quindi dobbiamo avere la nebbia a maggio, ma in realtà insomma, non diciamo proprio delle bestialità se affermiamo che in questo primo periodo del 2019 il tempo insomma, non è che sia stato proprio lineare, o almeno per quello che noi siamo stati abituati ad avere qui in Sicilia. Proprio in questi giorni nebbia fittissima, pioggia, temperature che sono un po' calate. Speriamo che al più presto possiamo ritornare in quello che è il nostro territorio, la nostra peculiarità principale, ovvero insomma, se ci tolgono pure il sole in Sicilia che ci resta, non abbiamo proprio niente. Ben ritrovati con Target, il vostro appuntamento settimanale su Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale. Ci vedete in prima serata il mercoledì e poi nei consueti appuntamenti in replica durante gli altri giorni e naturalmente nella nostra finestra dedicata sul sito www.televideoagrigento.tv, dove ci seguite anche in streaming negli stessi orari, quindi praticamente non abbiamo confini grazie alla tecnologia e grazie anche a voi che seguite con attenzione quelle che sono le nostre proposte tese a valorizzare le piccole e grandi realtà del nostro territorio nei vastissimi campi di azione. Anche nell'appuntamento di questa sera vogliamo proporvi degli interessanti ospiti, ognuno per quanto riguarda la propria competenza e il proprio ambito di azione, e spero che insomma resterete con noi in quest'ora circa di trasmissione e che possa attirare la vostra attenzione. Passo subito allora a presentarvi gli ospiti. Iniziamo dalla mia sinistra, lui è Giuseppe Di Miceli, un ospite possiamo dire fisso, insomma 3-4 volte l'anno è sempre presente nella nostra trasmissione, è il coordinatore provinciale di Consumer. Continuiamo con Claudia Di Stefano, lei è presidente provinciale di AISMI, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, della sezione provinciale di Agrigento, recentemente insignita del riconoscimento Mimosa d'Oro. Continuiamo con Michele Di Pasquali, poco prima della sigla dicevamo dirigente scolastico, lui ha detto ex preside, però insomma per gli anzianotti come me è sempre il preside dell'istituto Saetta e Livatino di Ravanusa. Continuiamo con un rappresentante di un movimento, il movimento si chiama Agrigento 2030, lui è Andrea Barbera. E poi continuiamo parleremo della bellissima manifestazione di San Biagio Platani, ovvero gli archi di Pasqua. Lui è Salvatore Navarra, è il coordinatore, insomma, diciamo ce lo dirà lui, del laboratorio Pane degli archi di Pasqua. E poi i nostri ospiti musicali, lo dico al plurale perché sono i Sicania, quindi sono tanti. Lui è uno dei rappresentanti, Carmelo Veneziano Broccia. Sono questi i nostri ospiti, un velocissimo intervento proprio flash nel presentare, per chi ancora non lo sapesse, le proprie associazioni o comunque il proprio essere. Consumer, cos'è Giuseppe De Miceli? Ma noi siamo un'associazione di consumatori che ha voluto mettere davanti al consumatore il cittadino, nella difesa anche nei confronti dei disagi che a volte il cittadino ha, a volte spesso, con l'ente locale o con i servizi che non vengono prestati o nel caso anche della malasanità e quant'altro. Aiuto ai cittadini da parte di Consumer. Invece Claudia Di Stefano, per chi non lo sapesse, cos'è AISME? AISME è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
È una onlus che ha più di 50 anni adesso e che si occupa a 360 gradi di tutti gli aspetti della vita di una persona con sclerosi multipla. Quindi È un aiuto, ecco, insomma. Assolutamente sì. Sia agli ammalati che alle famiglie. Sì. Parleremo anche di questo. Michele Di Pasquale, allora, dirigente scolastico o preside? O almeno lei come si sente? Più all'antica o più nel nuovo ruolo di manager? Ecco. Formalmente dirigente scolastici, ma presidi si resta perché comunque dirigente scolastico dà più un senso amministrativo. Preside invece ricorda una leadership educativa che comunque deve essere preponderante, che non deve essere dimenticata. Cos'è Saette Levatino? Saette Levatino è un istituto di istruzione secondaria superiore ed è l'unico istituto di istruzione secondaria superiore che ha competenza nei comuni di Ravanusa e di Campobello di Licata. Ci sono diversi indirizzi. Perché abbiamo 2 licei a Ravanusa, liceo scientifico e liceo delle scienze umane, e l'istituto tecnico a Campobello di Licata. Bene, parleremo delle vostre attività non solo, diciamo, prettamente curriculari, ecco, di quello che è l'insegnamento, ma anche di quella che è l'azione complessiva di questa scuola. Andrea Barbera, Agrigento 2030 sta per 2030 come anno o un numero diverso? No, sta proprio come 2030, adesso si pensa al 2020, noi stiamo cercando di guardare e immaginare un po' quella che sarà la città del futuro nel 2030 e anche oltre. Cos'è un'associazione spontanea Siamo di cittadini? Siamo un'associazione un movimento di cittadini, soprattutto operatori turistici. Quello che facciamo lo cerchiamo di migliorare la fruizione turistica, sociale ed economica della città. Bene, allora approfondiremo queste vostre iniziative. Archi di Pasqua, Salvatore Navarra, laboratorio di pane, diciamo che è l'elemento principale di questa meravigliosa arte che sono gli archi di Pasqua. Il microfono. Gli Archi di Pasqua è una manifestazione che si rinnova ogni anno ormai da secoli, appunto affonda le radici nel tempo, è una tradizione plurisecolare che vede la realizzazione di archi effimeri che vanno a rappresentare delle cattedrali all'aperto decorate con pane, con prodotti vegetali, in onore appunto del Cristo e della Madonna. Bene, parleremo anche di questa sana contrapposizione tra le due associazioni. I Sicania è un gruppo musicale? Sì, è un gruppo musicale. Breve curriculum, Carmelo Veneziano Broccia. Sì, allora, innanzitutto grazie di averci dato questa grandissima opportunità, perché noi siamo comunque una band emergente. Allora, abbiamo fatto un video di recente che sta andando veramente molto bene. Ne parleremo dopo, parlaci dei Sicania invece. Allora, i Sicania... nati quando? Sono nati circa 4 anni fa, io sono il cantante della band da 1 anno e mezzo a questa parte e devo dire che sono veramente molto felice di questo. Sicania, appunto, Sicilia, la Sicilia sud-occidentale, no? Quindi per eccellenza siamo dei ragazzi tutti siciliani. E parliamo appunto di... Cantate di Sicilia allora? Cantiamo sia brani in siciliano che comunque brani molto ritmati e la nostra canzone è siciliana appunto. Bene, okay. Ne parleremo e vi riconosceremo meglio. Ecco, questi sono i nostri ospiti, come dicevo, molto interessanti sotto tutti i punti di vista. Nel presentare Claudia Di Stefano, dicevo recentemente, proprio domenica scorsa, insignita del riconoscimento speciale Mimosa d'Oro al Teatro Pirandello per la tua attività, che però tu hai condiviso con tutti i soci, assolutamente, no? Qualsiasi ordine e grado. Con tutti i soci e con tutte le persone che collaborano con me ogni giorno. Come dicevo, non sono da sola, io rappresento. Stiamo vedendo alcune immagini persone, riferite proprio al premio Mimosa. Sì, rappresento le persone con sclerosi multiple, i loro familiari, ma ovviamente sono qui a rappresentare il consiglio direttivo, tutti i soci, tutti i volontari che ogni giorno davvero, dico io, scendono in campo e ci mettono la faccia per aiutare le persone che hanno realmente Fa sempre bisogno. piacere ricevere un premio però, Claudio.
Sì. No, ti gratifica, no? No, ti gratifica, invogliano ad andare avanti. Assolutamente è vero, infatti l'ho vissuto in questo modo, ecco, perché non me lo aspettavo, però è stato un segnale anche è una motivazione in più per andare avanti, uno stimolo, ecco, significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo e quindi andiamo avanti in questo senso. E quali sono le principali attività o comunque le principali proposizioni che un'associazione importante come la tua svolge? Sì, AISM intanto è come dicevo prima, è un'associazione, è una onlus a livello nazionale, è presente su tutto il territorio nazionale con 100 sezioni e 15 coordinamenti regionali, quindi è una organizzazione ben strutturata, ecco, ben importante. AISM si occupa proprio delle persone con sclerosi multipla a 360 gradi. La sclerosi multipla è una malattia complessa, purtroppo ancora è anche poco conosciuta. È vero che colpisce di più le donne? Sì, colpisce più le donne in un rapporto tra l'altro di 2-1 rispetto agli uomini, quindi il doppio, sì. Però colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 40 anni. Le donne sono maggiormente colpite. È una malattia invalidante, quindi che ha bisogno anche di un contributo, di un intervento pubblico, no? Assolutamente, è una malattia cronica, è una malattia imprevedibile, è quella la cosa più difficile, diciamo, perché è una malattia imprevedibile, molto complessa nel suo insieme ed è spesso, adesso diciamo anche spesso, progressivamente invalidante. Prima era progressivamente invalidante fino ad alcuni anni fa. Questo vuol dire che la ricerca ha fatto dei progressi? Certo, sì, la ricerca ha fatto tanti progressi, ci sono tanti progetti di ricerca, soprattutto per le forme progressive. Ancora in realtà non si conoscono le cause di questa malattia e non si ha una cura definitiva di conseguenza, quindi noi scendiamo in campo proprio anche soprattutto per sostenere la ricerca. Oltre i nostri 3 pilastri fondamentali sono infatti persone, ricerca e diritti. Le persone, perché noi stiamo al fianco delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari ogni giorno, cercando di promuovere quello che è l'empowerment, è una parola in inglese però sta a significare l'autodeterminazione di una persona che ha questa patologia. Cerchiamo di promuovere proprio, cioè di far capire che bisogna comunque utilizzare le capacità residue. Ecco, se qualcosa non si può più fare, magari si utilizza qualcos'altro, si fa qualcos'altro nella propria vita. Qualche giorno fa ho visto delle foto su Facebook e voi avevate un sacchettino rosso con delle erbe aromatiche, cos'era quello? Le erbe è una delle 3, diciamo, noi scendiamo in piazza 3 volte l'anno, ecco, era una delle 3. È una raccolta fondi, sì, è una raccolta fondi, sono le erbe aromatiche. Scendiamo in piazza a maggio con le erbe aromatiche in occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla, mentre ad ottobre con la mela di AISM è una manifestazione dedicata soprattutto ai giovani con sclerosi multipla, e a marzo in occasione della festa della donna, perché appunto le donne sono maggiormente colpite, raccogliamo fondi con la Gardenzia. Questa manifestazione ovviamente è rivolta soprattutto alle donne. Bene, poi parleremo magari di qualcosa di particolare che avete organizzato come sezione provinciale di Agrigento, e magari se hai dei dati, magari l'incidenza provinciale rispetto a quello che è il trend nazionale per questa malattia. Continuiamo con Giuseppe Di Micheli, dicevamo Consumer è a favore dei consumatori. Secondo me acqua e rifiuti hanno una valenza un po' in primo piano o no? Sì, certamente, anche perché ho avuto proprio questa delega a livello regionale, nell'esecutivo regionale, cioè di occuparmi di questi 2 settori,
proprio perché da Agrigento è partita questa attenzione particolare a questi due settori che in questo momento ci stanno creando tanto disagio e ci danno anche tanta insicurezza, nel senso che... E chi non ne ha avuto tra no, problemi di acqua e rifiuti, credo che insomma sia... Ecco, con la differenziata un po' tutti, penso che ormai in tutti i comuni è iniziato il terno all'otto di cosa si butta la sera, no? Ecco, non abbiamo perso anche noi la nostra certezza, nonostante gli sforzi fatti da buoni cittadini, diciamocelo, perché... Ma a proposito di cosa si butta stasera, considerato che il servizio accomuna diverse città del nostro territorio, cioè io ti faccio una domanda, se puoi avere la risposta, e come mai se la ditta è la stessa, se la stazione di trasferenza è la stessa, se la discarica è la stessa, ad Agrigento l'umido si raccoglie, a Favara l'umido no? È probabile che lì vi siano dei problemi dei problemi economici di fatto tra comuni, oppure che vi siano, nel senso, con la ditta. Poi se non è insolvente, molto probabilmente in discarica può conferire un tot di tonnellate e quindi dovrà naturalmente veicolare i rifiuti in un determinato modo. Ecco, l'acqua invece, insomma, rimane sempre a Girgenti Acque, anche se adesso ci sono i commissari. Tu l'hai seguita in maniera particolare, ecco, c'è qualcosa di più giusto? È fondamentale l'espressione che tu utilizzi, giustamente rimane ad oggi ancora Girgenti Acque. Io l'altro giorno mi sono incontrato con i commissari prefettizi ai quali ho augurato lunga vita, perché di fatto i nostri sindaci non sono capaci di autodeterminarsi, di riportare quella che è l'acqua pubblica, costituendo una società consortile che noi chiediamo a gran voce, e penso che molto probabilmente invece di sotto questo gioco ci sia un privato che non è nemmeno del locale, ma molto probabilmente arrivi pure da fuori, che nell'incapacità politica dei nostri sindaci di autodeterminarsi naturalmente sarà pronto a trarne profitto. L'ATI insomma ha avuto diverse difficoltà, divergenti opinioni e divergenti modi di azione. Le difficoltà se le è creata che cosa diversa, nel senso che, consentimi di essere un po' più severo. Prego, ci ho chiamato apposta per questo. Per il semplice motivo che a novembre abbiamo avuto l'interdittiva prefittizia per quanto riguarda la società Girgenti Acque e successivamente anche su Aidor Tecne, e l'ATI ha voluto rafforzare questa risoluzione contrattuale non tanto per l'interdittiva ma per una risoluzione propria per inadempimento nei confronti del gestore. A quel punto tu pensi che c'è il piano B, perché se blocchiamo la gestione, fermiamo la gestione in un determinato modo di essere, allora significa che è pronto il cosiddetto piano B. Bene, questa è stata un'illusione per tutti, perché siamo arrivati a oggi a fine maggio, a 6 mesi di distanza ancora i sindaci non sanno chi dovrà gestire il servizio idrico. Il problema sta diventando realmente grave, perché i commissari hanno comunicato che con i fondi che hanno al momento riescono, e che sono dovuti solo alle entrate che riescono a racimolare dal pagamento delle bollette, riescono a pagare a malapena l'ordinario. Ad aprile sono stati pagati gli stipendi, che io sappia, per Pasqua ai dipendenti di Aidor Tecne, dopo 2 mesi di mancato pagamento degli stipendi, quindi la situazione economicamente è molto allarmante. I commissari il 2 maggio nell'assemblea dell'ATI lo hanno detto chiaramente, hanno chiesto ai sindaci di sbrigarsi, perché di fatto rischiamo una paralisi del servizio idrico. Se la Girgenti Acque, così come è messa oggi nello stato commissariamento, con il concordato fallimentare già richiesto e quant'altro, rischia di fermarsi per autoesaurimento, no? Cosa vuol dire? Che non arriverà più acqua nei rubinetti? Potrebbe anche verificarsi questo, e la domanda che io mi faccio è: a quel punto, se la Girgenti Acque, se i commissari domani ci comunicano che non sono più in grado di gestire il servizio idrico, chi verrà? Il genio militare? C'era una società regionale che è pronta a fare da commissario? Cosa succederà? Bene, queste domande... Permettimi di dirmi che l'ATI, che è composta dai sindaci, no? sono tranquilli e sereni.
Ma io secondo me sono più confuso che persuaso. Ma guarda, ieri abbiamo avuto uno schiaffo istituzionale senza precedenti, in quanto c'era un consiglio comunale aperto convocato a Favara, al comune di Favara. Per ora faccio una piccola premessa: le associazioni a livello provinciale che seguiamo l'evolversi della problematica idrica, quando c'è un consiglio comunale aperto, e ce ne sono stati diversi nei vari comuni, per discutere su quella che dovrà essere il futuro, ci proponiamo nel poter dare il consiglio e anche una consulenza gratuita, vista le professionalità, essendo aperto e quindi la possibilità di parlare proprio per agevolare questo nuovo processo, o quantomeno agevolare una nuova forma di gestione stabile. Anche perché le dimissioni della sindaca di Favara, Anna Alba, Dall'Ati, potevano dare spunto a una discussione, insomma, e a sviscerare queste erano problematiche. State intese in questo senso, e difatti ieri a Favara erano tutti presenti, perché dopo un gesto del genere, no, mancavano i consiglieri tipo, ecco, lì stava arrivando, ecco, le associazioni eravamo quasi tutte presenti. Ad onor del vero, io sono arrivato in ritardo per impegni concomitanti, però il problema lì è stato, come dici tu esattamente, che mancava tanto la sindaca, alla quale si voleva chiedere di più rispetto a quello che si sa, e capire perché quest'Ati è così ferma, perché questo esecutivo non riesce a dare le proposte giuste all'assemblea, e erano assenti la maggioranza consiliare. Quello che fa specie è che a Favara, tanto il sindaco quanto la maggioranza consiliare, non voglio fare partitica, però sono del Movimento 5 Stelle, di una organizzazione partitica che oggi si propone ai cittadini per confrontarsi e aprire le porte. Ieri le ha chiuse proprio sul servizio idrico. Non si è tenuto il consiglio comunale. Quindi, non solo non si è tenuto il consiglio comunale, non era presente nessuno di questa forza politica, e avendone la maggioranza automaticamente non si sono potuti svolgere i lavori. Ed è stato ne parliamo qua noi, per questo ti do anche un po' del nostro. E noi ringraziamo della presenza di TVA, e colgo l'occasione proprio per ringraziare l'editore Licausi e te, caro Peppe, per lo spazio che ci dai in questa trasmissione, per poter anche dare perché sono voce argomenti che interessano a noi direttamente e a tutti i cittadini della nostra sei provincia. Troppo buono. No, perché fate il vostro lavoro anche bene. Bene, continuiamo allora. Abbiamo avuto, diciamo, la prima infarinatura di quelli che sono i nostri ospiti, e mi colpisce questo discorso del 2030, cioè di andare 10 anni avanti con un movimento che si occupa prevalentemente di che cosa, Andrea Barbera? Noi praticamente ci siamo riuniti, siamo ritrovati un gruppo di cittadini, soprattutto siamo operatori turistici. Tra di noi ci sono albergatori, proprietari di ristorante, guide turistiche, gestori di B&B. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto cosa possiamo fare per migliorare l'aspetto, diciamo, sia turistico ma anche sociale di questa città. E quindi abbiamo iniziato a mettere sul tavolo delle idee, delle proposte. Noi ci riuniamo tutte le settimane, che è anche un modo per ritrovarsi e anche per confrontarsi tra noi operatori turistici sulle offerte che facciamo, sul nostro lavoro e quant'altro. Nella vostra progettualità 2030, giorno 31, insomma, iniziate subito, ecco. Cosa ci sarà? Sì, praticamente tra le tante idee, il primo evento che abbiamo ideato è quello della metropolitana pedonale urbana. Aspetta, so che c'è uno spot, non so se è proprio inerente a questo argomento, ma la regia mi dice che c'è uno spot proprio su Agrigento 2030. Piero, lo vogliamo mandare in onda così vediamo subito di entrare in argomento, grazie. Prevalentemente abbiamo visto le persone che camminavano in un centro storico e camminavano a piedi.
Cioè non c'erano le macchine, Sì, l'idea innovativa, la prima idea, ecco. L'idea innovativa è quella di dare una visione diversa appunto della città e soprattutto del centro storico, perché noi pensiamo che tutto, cioè il rilancio della città di Agrigento deve partire dal centro storico e in questo momento è fermo e bloccato. Tra l'altro il centro storico è ricco di bellezze fantastiche, ci sono tesori inestimabili, ma non tutti li conosciamo, quindi questa metropolitana come nasce? Nasce dal fatto appunto di far conoscere le bellezze storico, artistiche e culturali della nostra città. Abbiamo immaginato una linea metropolitana che attraversasse tutto il centro storico, quindi un percorso ad anello che parte dal cuore della Via Atenea e ritorna di nuovo in Via Atenea. Ad ogni stazione, abbiamo immaginato queste stazioni, ogni fermata corrisponde un bene di interesse storico che un componente del nostro gruppo, che è Marco Falzone, che è una guida turistica profondo conoscitore del nostro territorio, spiegherà e illustrerà brevemente ai partecipanti a questa camminata. Poi sostanzialmente serve anche a fare dell'attività fisica all'aria aperta, per aggregazione, per stare tutti insieme, conoscere la nostra città, perché se la città la conosci magari la rispetti un po' di più e la ami anche un po' di più, diciamo. Quindi una sana passeggiata, conoscere le bellezze di Agrigento e naturalmente anche valorizzarle. Esatto. C'è bisogno del contributo dell'ente pubblico? Diciamo che l'ente pubblico deve fare pure, sicuramente, però il problema qual è? Che quando abbiamo noi una chiesa, per esempio, che è chiusa perché è inagibile, noi la raccontiamo da fuori. Noi ci fermiamo lì davanti e facciamo rivivere quel monumento, lo rendiamo vivo raccontando la storia di quel monumento. O come anche la toponomastica, tutte le vie, i nomi delle vie che riportano a quelle dei nostri nonni, no? Perché appartengono a personaggi che hanno abitato in quel quartiere o magari hanno lavorato lì. E questo è un po' far rivivere il centro storico, anche questo. Basta poco e basta l'impegno di tutti i cittadini per far sì che ciò si avveri. Chi sarà a guidare questa metropolitana? Naturalmente la nostra guida Marco Falzone, che sarà il nostro capotreno, noi lo chiamiamo, perché poi il treno è fatto dalla gente praticamente. E quindi si muoverà articolandosi appunto in un percorso che già abbiamo studiato all'interno. Ricordi un po' quale sarà l'itinerario? Sì, si salirà da Porta di Ponte, si attraverserà per esempio la chiesa Santa Maria dei Greci, il monastero di Santo Spirito, fino ad arrivare alla cattedrale, però da una viuzza che nessuno conosce, molto probabilmente io personalmente non la conoscevo, infatti grazie a Marco. Quindi vedi un centro storico da un'altra prospettiva. Esatto, da un'altra prospettiva. Di altre cose. E un domani poi questi percorsi, questi itinerari, perché sono più di uno e tra l'altro sono tematici, il primo sarà quello chiaramontano, quindi racconteremo quello che sono state la famiglia Chiaramonte ad Agrigento. Questi percorsi potranno diventare di fruizione turistica, quindi un turista poi, se ci organizziamo bene, potrà seguire questo percorso e farlo anche da solo. Si racconterà, si diranno quali sono le peculiarità di queste tappe, naturalmente si farà conoscere a volte anche agli stessi agrigentini che o non lo sanno, come dici tu, lo hanno visto così in maniera molto, molto veloce, senza soffermarsi. C'è un qualcosa che secondo te potrebbe attirare di più l'attenzione magari di un monumento, di una chiesa che è vista molto così velocemente, senza soffermarsi? Beh, per esempio, grazie all'impegno, perché la diocesi ci ha aiutato tantissimo in questo, verrà aperto il chiostro di San Giorgio, che normalmente, ovvero per i non agrigentini, è sotto praticamente la piazza del seminario. Verrà aperto in occasione proprio per la metropolitana urbana e tutti quelli che parteciperanno potranno visitarlo in maniera inedita, perché solitamente non è fruibile. E quanto costa il biglietto? È gratuito, l'evento è di partecipazione gratuita e tra l'altro voglio dire appunto che è adatto a tutti, anche alle famiglie con i bambini, quindi invitiamo tutti, anche i presenti qui, se vogliono passare un pomeriggio con noi. Alle 18:30 si parte, l'appuntamento alle 18:30 a Porta di Ponte. Bene, una bellissima iniziativa da parte di Agrigento 2030 che non è soltanto il 31 di maggio, ma è lì all'inizio, magari poi parleremo di altre tappe che avete preparato. Continua la nostra trasmissione, come vedete, insomma, con argomenti veramente interessanti e coinvolgenti. Allora, preside Di Pasquali, vogliamo un po' parlare di questa peculiarità della scuola Saetta
e il Levatino, diceva 2 licei, l'istituto tecnico, ma lasciamo stare un po' da parte la matematica, la fisica oppure la geografia e parliamo di qualcosa di più della presenza nel territorio di questa scuola. Parliamo di scuola indubbiamente, e parlare di scuola in questo momento, per mia opinione personale, è un momento propizio. È un momento propizio perché dal punto di vista politico e nello scenario politico la scuola è sempre stata e continua ad essere in primo piano, in particolar modo in ordine alle vicende politiche di cui si parla costantemente. È un momento che propizio. Ogni ministro che viene deve fare la riforma. Ogni ministro che viene alla sua fare opera marcia deve riformare, indietro, e mi sa che non si riforma mai niente. o a volte una marcia indietro rispetto a delle riforme intraprese, indubbiamente. Momento propizio dal punto di vista anche didattico-curricolare in ordine alle progettazioni, perché le scuole stanno vivendo in questo momento uno stato di grazia. Grazie alla progettazione che ci fornisce, ci dà occasione di portare ad esecuzione la Comunità Europea, perché in questo momento le scuole brulicano di progettazioni curricolari, extracurricolari che sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo. E le scuole, che non sono più le scuole di una volta perché adesso le scuole sono autonome, hanno una soggettività giuridica, insomma, ecco perché il preside è diventato dirigente, perché la scuola da questo punto di vista, dal punto di vista giuridico, è diventata una stazione appaltante autonoma, non ha più bisogno del provveditorato che provvede alle esigenze della scuola. È un'autonomia didattica, è un'autonomia di ricerca, ma è anche un'autonomia amministrativa e finanziaria. Da questo punto di vista le scuole sono le amministrazioni più virtuose perché sono quelle che riescono a ottenere la migliore performance nell'esecuzione delle progettazioni europee, cioè i soldi che tornano indietro e che non vengono spesi e che vengono restituiti alla Comunità Europea trovano la percentuale più bassa proprio nelle amministrazioni scolastiche. Restituisce intorno al 75-80% dei fondi a livello generale. Invece all'interno delle amministrazioni scolastiche spendete quasi tutto. Spendiamo quasi tutto. Mi fa piacere, no, nel senso positivo. Questo è positivo perché questo significa che all'interno delle scuole si sono sviluppate delle competenze non solo organizzativo-gestionali, ma anche delle competenze amministrative, perché i fondi vanno gestiti con la piattaforma e quindi quando in una scuola si riesce a fare gioco di squadra poi si riesce a sfruttare queste grandi occasioni. Nella scuola che mi onoro di dirigere penso che forse abbiamo stabilito un record in proporzione al numero degli alunni, perché in una scuola di circa 750 alunni quest'anno noi siamo riusciti a portare ad esecuzione 19 progetti di sviluppo delle competenze. Non è che vi fanno accantonare, come dicevo prima, le materie e i libri, no? No, assolutamente, vanno in aggiunta, ecco. Perché è vincolante che le attività si svolgano in orario extracurricolare. Ecco. È fatto assolutamente divieto di concomitanza tra le attività curricolari e le attività extracurricolari. La mattina la scuola normale, i libri, indubbiamente. Le lezioni. Di pomeriggio, ad esempio, a scuola, per non perdere la presenza dei ragazzi, abbiamo offerto con i fondi interni il pranzo veloce ai ragazzi. I ragazzi sono rimasti e quindi dopo un'ora dalla fine delle lezioni sono iniziate tutte queste attività di sviluppo, 19 moduli, 19 progettazioni. Abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di sviluppare competenze digitali. Ad esempio i ragazzi hanno partecipato a delle attività di videomapping per lo sviluppo delle competenze digitali e i ragazzi come prodotto finale, ad esempio, hanno proiettato queste immagini tridimensionali scegliendo come sfondo la facciata della chiesa madre di Campobello di Licata e la chiesa madre di Ravanusa. Quindi la scuola che si apre al territorio, la scuola che si collega al territorio, perché i ragazzi, al di là del videomapping, hanno dovuto e potuto conoscere la chiesa madre vista in una diversa prospettiva e quindi hanno potuto conoscere per amare, perché un giorno possano valorizzare e sicuramente tutelare il patrimonio artistico monumentale. Quindi diciamo questa vostra diversità nel gestire la scuola viene sposata integralmente dagli alunni, sì, dai vostri studenti. Sì,
Anche perché... Cioè non è una costrizione, ecco, questo voglio dire. No, perché l'iscrizione a questi percorsi è su base volontaria. Non solo, ma attraverso la piattaforma l'autorità di gestione monitora il percorso, per cui se il percorso non dovesse trovare il consenso dei ragazzi e le presenze dovessero scendere al di sotto di un numero determinato, il percorso verrebbe revocato, verrebbe chiuso. Dicevo, so che siete venuti qua una volta. Sì, in un percorso dove si affronta la tematica del cyberbullismo, i ragazzi hanno avuto l'occasione, e di questo vi voglio utilizzare e sfruttare questo momento per ringraziarvi, perché hanno avuto l'occasione di vivere questa emittente televisiva. I ragazzi sono venuti qua con l'obiettivo di capire come si monta un filmato, insomma, ecco, certo. Ovviamente l'obiettivo educativo che noi vogliamo raggiungere è sicuramente quello di dare ai ragazzi gli strumenti perché sappiano usare questi mezzi pericolosi, perché il cyberbullismo è un bullismo che si estrinseca e si manifesta attraverso i social. Una volta il bullismo forse sarà sempre esistito, ma una volta era un avvenimento che trovava una determinazione temporale limitata. Oggi purtroppo, grazie o a causa dei social, diventa un evento che può essere diffuso. Perché qualcosa in rete non se ne va più. E quindi, non si può più togliere. E quindi i ragazzi sono stati qui soprattutto perché possono avere quegli strumenti e quelle competenze tecniche che, associate poi all'educazione, ai valori, possano permettere loro di usare i social con un approccio positivo. Certo. Magari poi ci parlerà, preside, di qualche altro progetto che secondo lei è risultato più interessante degli altri nei suoi studenti. E spostiamoci adesso con i Sicania. Carmelo Veneziano Broccia ci raccontava, insomma, di questa bella esperienza di questa band da circa 4 anni. La vostra ricerca musicale cos'è? Diciamo, possiamo dire di cantautori, nel senso che siete voi a farvi la musica, a scrivervi i testi. Come funziona, Carmelo? Allora, per quanto riguarda noi, allora diciamo che questa band è nata come cover band, innanzitutto, e il progetto di fare una canzone nuova, quindi un singolo nuovo, è nato, diciamo, da poco, quindi siamo molto freschi, siamo molto giovani per quanto riguarda questa cosa. Mi correggo poco fa perché a causa dell'emozione, insomma, non riesco bene ad organizzare un attimo le mie idee in questo momento, perché sono una persona molto emotiva in quanto artista. Una band che canta di fronte a migliaia di persone, poi qui sì, non c'è nessuno, sì, siamo solo è noi. vero, però in realtà dicevi, siamo esseri umani poi dopo tutto, no? E i riflettori a volte... sì. Volevi correggere, dicevi? Una delle poche esperienze. Niente, che comunque poco fa ho detto che cantiamo musica siciliana in base al fatto che il singolo che è uscito, diciamo, di recente è in siciliano, ma in realtà la nostra cover band, diciamo, canta tutt'altro. Cantiamo pezzi molto molto ballabili. La nostra notorietà è dovuta proprio al fatto che... visto che la band elargisce, diciamo, gioia, ritmo e insomma positività, ha riscosso molto successo soprattutto nei locali, diciamo, siciliani, perché giriamo comunque in tutta la Sicilia da un po' di tempo. Quindi oltre al percorso di cover, quindi nella ricerca e nella interpretazione di brani già scritti e cantati da altri, naturalmente dando poi voi il vostro contributo personale, c'è anche questa ricerca di proporre una vostra elaborazione che a quanto pare, insomma, ha molti click, così mi dicono, vero? Esatto, ha avuto veramente in 4 giorni 160.000 visualizzazioni, che sono veramente un numero spropositato, e a dirla tutta veramente mi viene la pelle d'oca e mi emoziona molto. Devo dire che io non sono tra questi, devo essere sincero, okay. Non l'ho sentita. Chissà che magari non abbia la proprio per questo lo voglio sentire assieme
assieme anche ai nostri ospiti e alle migliaia di persone che ci ascoltano con Televideo Agrigento. Quindi Carmelo, prima la sentiamo e poi diciamo a ragion veduta, anzi a orecchio sentito, insomma, vediamo un po' di magari la canzone si chiama Siciliano Medio. Siciliano Medio, sono i Sicania, grazie regia. Il siciliano medio continua a subire la vita senza ribellione. I giovani della nostra terra continuano ad andare via in cerca di fortuna, stanchi della crisi economica e del sistema politico ancora gestito dalle mazzette. Bella gente, buonasera! Quando cambierà il sistema burocratico? Come usciremo fuori da questa crisi? Queste sono le domande che si pongono le nuove generazioni. Il siciliano medio continua a subire la vita Quando parli di lavoro male ti senti un provinenti e incidenti. Pensi se ne chiudo tanta gente che con 0 gradi sta felice e contenti. Ma parli un concludi nenti. Vecchio male si sapi che vieni altrimenti. Ma state attenti, falsi sapienti. La bocca diventa grande qua non si fa niente. Siamo tutti bravi, siamo tutti belli a parlare a mandole, a mangiare i panetti. Siamo tutti esperti, siamo tutti forti. Stanno tutti male, a me che me ne fotte. E foste fottuto, puliste già di restaste cornuto una vita a contemplare calcio e televisioni e quando stai per morire arrivò la benedizione e viste per putteria e foste fottuto, puliste già di restaste cornuto a legge per tutte quali soldi se ne fotte che Dio perdono a tutti. Siciliano medio, panica me usa tedio, Sicania on the radio, appatti e mazzetti, pizzetti, Siciliano medio, panica me usa tedio, Sicania on the radio, appatti e mazzetti, pizzetti, Giangino l'occhio italiano, lasciate anche con una pioggia, si muore annegati, ma poi basta affacciarsi un attimo fuori, tanto cielo solo, maricani consola quando torni a Natale già ti senti male, figli disagi che tu sai di trovare, arrivi e ti senti con culo in terra, sta per ripartire il cuore in guerra, Sicilia è mia terra piena di tre che hanno visto me e superato di quelli sta soffrendo tanto, io tu stai gridando, una matita sotto male, vedi quanto danno. E foste fottuto, puliste già di restaste cornuto una vita a contemplare calcio e televisioni e quando stai per morire arrivò la benedizione. Viste per putteria foste fottuto, puliste già di restaste cornuto una legge per tutte quante sorte se ne fotti che Dio perdona a tutti. Siciliano medio, panica me usa tedio, Sicania on the radio, appatti e mazzetti, pizzetti, Siciliano medio, panica me usa tedio, Sicania on the radio, appatti e mazzetti, pizzetti, Siciliano medio, arriva l'ora di fare sul serio, Sicania on the radio, appatti e mazzetti, pizzetti, Siciliano medio, arriva l'ora di fare sul serio, Sicania on the radio, appatti e mazzetti, pizzetti. Vergogna! Vergogna! Bravi. Grazie mille davvero. Devo Stavamo un pochettino anche noi insomma nel battere il ritmo di questa meravigliosa canzone. Ha un ritmo particolare questo? Ha un ritmo molto particolare, è un pop con influenze reggae e anche devo dire un po' rock. Quindi è una cosa molto particolare che effettivamente non si riesce neanche a definire molto bene a riguardo, cioè a livello di genere. E quindi la rende, cioè è particolare proprio per questo. Avete disturbato anche il mitico Ruoppolo? Sì, Ruoppolo, vabbè,
una figura storica, devo dire, veramente rimarrà nella Altro che storia. gruppo, questa è una big band, ci sono gli ottoni. Sì, siamo in 8, siamo veramente in tantissimo. Infatti una delle peculiarità appunto della band sono i fiati, che ci rende molto particolari. Fiati o ottoni? Ho sbagliato a dire ottoni? Sì, no, vabbè, diciamo che è la stessa cosa, gli strumenti a fiato, ottoni, cioè, alla fine è uguale. Devo dire che comunque c'è stata anche la straordinaria presenza di Peppe Cubeta, che è un cantautore, diciamo, siciliano del siracusano, che ringrazio appunto per aver partecipato e insomma per averci fatto da featuring. Un po' di influenza di Roy Paci? Allora, devo dire che sì, può rendere un pochino l'idea, sì. Perché lui con la tromba, sì, insomma, sì. molto Chissà che magari non collaboreremo con Roy Paci in futuro, cioè, speriamo, puntiamo appunto in questo. Ma speriamo credo che possa sia molto orecchiabile, molto... Beh, sì. Fate girare nelle radio? Già avete... Ma sì, adesso sono arrivate le prime proposte, diciamo, quindi presto saremo su Radio Time appunto a Palermo, faremo insomma le prime interviste, sarà trasmesso piano piano. Non so. Credo che date le qualità per poter proseguire. Poi saremo anche nelle radio soprattutto locali a breve, quindi insomma... siete già qua target, non è poco, devo dire. Non è poco, e io veramente sono vedrete veramente... poi le visualizzazioni, insomma. Sì, sono veramente molto felice perché soprattutto grazie alle persone che io comunque sono qui e che comunque hanno apprezzato questo prodotto che abbiamo creato noi, questa creazione, quindi... io volevo approfittare per ringraziare veramente tutti quanti per avermi regalato queste grandissime emozioni. Voi a me. State su questa strada che veramente state andando bene. Ok, bravi, speriamo il meglio. Sì. E dato che ci sei, passa il microfono a Salvatore Navarra. Abbiamo detto di questo importante appuntamento che si chiama Archi di Pasqua, ma in realtà non è solo pasquale, anzi Pasquale è l'inizio, anche perché quasi 2 mesi, no? Tutto il percorso. Sono ancora montati, Salvatore? Sì, allora gli Archi di Pasqua sono ancora in piazza, è possibile visitarli fino al giorno 2. Appunto la fine della festa è segnata giorno 2. Chi non c'è andato tra i miei ospiti e anche tra i miei ascoltatori e telespettatori, ve lo suggerisco. Io ci vado quasi ogni anno, era 2 anni che non andavo, quest'anno ho visto delle bellissime novità, archi diversi, e soprattutto non me ne vogliono ignorare, insomma, ho visto i Madunnara forse leggermente un po' più avanti. Salvatore? Allora, io sono di parte, quindi sono non ti puoi madunnaro, però devo dare, diciamo, illustrazione di questi archi di Pasqua nella loro complessità, appunto. Nascono grazie a queste 2 confraternite che operano nel territorio già agli inizi del Settecento. Ci sono fonti all'interno della Chiesa Madre che diciamo negli annuali, fonti del 1766 che attestano la presenza degli archi di Pasqua. Quindi è una tradizione antichissima. Gli archi centrali, che sono appunto gli archi di trionfo che venivano realizzati, che venivano addobbati con pani votivi e addobbi vegetali, erano un simbolo di solidarietà verso chi aveva meno. Quindi la Chiesa, i nobili davano un finanziamento nella realizzazione di tutto questo. Il canneto è la struttura portante, no? Le canne. Il canneto, sì, il canneto a mo' di soffitta, come venivano fatte anticamente. È qui che vengono addobbati i pani votivi, i pani fatti di pasta di sale e i pani tradizionali, appunto. Negli anni '80 si sviluppa questa tradizione, questa manifestazione con delle coreografie che vanno ad addobbare tutto il viale, appunto, tutto Corso Umberto I, quindi disposti in maniera perpendicolare a questi 2 archi, e vengono realizzate delle scenografie, delle appendici, appunto, dei pannelli aperti, dei pannelli decorati
che danno vita appunto, come dicevo prima, a delle cattedrali all'aperto. Molto le porte, belli, ho visto quest'anno anche i lampadari, ecco, i lampadari, sì. il grano, allora, i lampadari quest'anno sono stati riproposti in chiave moderna. Da sempre c'è stata la presenza della nimba, appunto, è chiamata così. La nimba che era realizzata con il dattero, quindi con le collane di datteri, che andavano ad addobbare questa struttura, a formare le cadute di questa struttura, appunto. Quest'anno li abbiamo riproposti in forma, diciamo, diversa, con dei pendenti fatti di mais e delle decorazioni fatte di mosaico. E poi naturalmente quei quadri che sono bellissimi. Naturalmente c'è San Giorgio, Santa Rosalia, me ne ricordo qualcuno, insomma, sì. E c'era anche Colapesce. Colapesce, sì, veramente. Perché quest'anno appunto mio papà, il direttore artistico del lato Madunnara, ha scelto come tema, ogni anno c'è un tema diverso che sviluppiamo, miti, leggende, riti e santi. Quindi abbiamo voluto proporre queste pale d'altare che rappresentano sia scene mitologiche sia scene religiose, appunto. Appunto la lavorazione è quella tradizionale, la lavorazione del mosaico, che già dagli anni 80 viene inserita in questo contesto, in questa manifestazione da mio papà. Allora giovane studente dell'Accademia delle Belle Arti, porta questa tecnica che coinvolge sia i grandi sia i bambini, quindi tutte le fasce generazionali, e le tessere di questo mosaico sono fatte di materiali vegetali, quindi pepe nero, soia, girasole, piselli rossi, cioè, e creano questa sfumatura. Saranno estratti, ho letto bene? Sì, sì, ci sono 6 opere che quest'anno saranno appunto sorteggiate ai visitatori. Io l'ho preso, spero che Colapesce venga a finire a casa mia. Sarà difficilissimo, però come si dice, se non gioca la schedina non può vincere, no? Provare per credere. Bene, bravi, veramente complimenti. Dicevamo fino a domenica. Sì, fino a domenica è fruibile appunto questo spettacolo a cielo aperto che già da 2 anni realizziamo in maniera, diciamo, volontaria, con la beneficenza, appunto con... C'era stato un problema di finanziamento regionale che c'era. Perfettamente. Lo dovevano togliere, lo dovevano diminuire. Fino a 4 anni fa questa manifestazione era finanziata dai fondi, diciamo, fondi regionali, fondi del bilancio comunale. Dall'anno scorso in poi diciamo, abbiamo iniziato creando un diciamo, libero movimento di cittadini, un po' come il movimento Agrigento 2030, sì. Perfettamente, abbiamo creato l'associazione Creatività di un Popolo che promuove appunto la realizzazione degli archi con liberi sponsor da parte delle attività commerciali e dei liberi cittadini. Sì, infatti non si paga il biglietto per entrare, però lì ci sono i volontari, così qualcuno, se vuole contribuire per far continuare questa bellissima realtà, lo fa a livello spontaneo. Un piccolo contributo di €1 che va a sostegno delle spese di questa manifestazione, della manifestazione di quest'anno e del prossimo anno, anche perché ora, diciamo, la manifestazione è una manifestazione che richiede una grande quantità di materiale, quindi la raccolta di tutti i semi, di tutti delle canne, anche le strutture, diciamo, l'anima di queste strutture, di questi datteri vi siete mangiati, insomma, per fare... L'anima di queste bellissime strutture è fatta in ferro, quindi richiede dei lavori e dei costi. C'è qualcosa che riuscite a trattenere per poi c'è la struttura portante, delle cose, non è che va tutto perso quando lo smontate? Allora, prima veniva tutto distrutto in maniera, diciamo, da 2 anni a questa parte riusciamo a conservare le strutture in ferro che poi vanno apportate delle modifiche però insomma si possono essere riutilizzate in parte. Sì, in parte, anche perché non abbiamo grandi fondi come nel passato, però questo non diciamo non toglie il fatto che abbiamo realizzato delle opere straordinarie. Per esempio l'anno scorso, vista appunto
la scarsità di fondi non abbiamo potuto realizzare la navata centrale. Quest'anno è stata riproposta, diciamo, in maniera molto, molto semplice, appunto attaccando una corda centrale ai prospetti delle case e quindi creando delle fasce di legno traforato cucito con corda, che dà appunto l'effetto di navata, della navata centrale della chiesa, appunto. E poi una bella passeggiata, si arriva dove c'è la villetta col monumento ai caduti, un bellissimo panorama, insomma, sì, in una bella posizione, San Biagio Platani, quindi diciamo... Sì, appunto nell'entroterra... qualche zona dove si mangia bene c'è pure, quindi sì. possiamo accoppiare tutto per far riuscire una bella giornata, una bella vacanza. Bene, grazie. Complimenti agli Archi di Pasqua di San Biagio. Grazie alla trasmissione TVA per avermi dato... all'ultimo, va bene? Okay. Claudia, dicevamo queste 3 importanti giornate, questi 3 appuntamenti durante l'anno per stimolare e favorire il finanziamento per la ricerca, però praticamente AISM è un lavoro... senza soluzione di continuità, no? 365 giorni. Ci sono delle iniziative, noi puntiamo molto sui giovani, cerchiamo di sensibilizzare più che altro i giovani, quindi andiamo nelle scuole, abbiamo dei progetti scuola per far conoscere ancora di più, perché comunque la sclerosi multipla, come anche qualche altro tipo magari di patologia, è ancora un tabù, soprattutto in alcuni territori come i nostri, quindi cerchiamo di sensibilizzare loro, soprattutto i giovani, quindi abbiamo dei progetti, diciamo, proprio un progetto a scuola, si chiama Scuola di Solidarietà, ecco, quindi andiamo nelle scuole, promuoviamo la cultura anche del volontariato, perché per noi è veramente molto importante esserci, nonostante anche qualsiasi, come dico sempre io, qualsiasi difficoltà nella vita, però bisogna esserci, bisogna prendere in mano la propria vita e gestirla nel migliore dei modi. Ti dicevo all'inizio se la provincia di Agrigento è nella media nazionale o ci sono delle punte in più e in meno rispetto all'incidenza della malattia? No, cioè in più e in meno no. Allora, è la più colpita, diciamo, che è la Sardegna, quindi sì, anche noi comunque siamo molto colpiti. In Italia abbiamo 122.000 casi di persone con sclerosi multipla. Purtroppo è un'incidenza grande, cioè una diagnosi si riceve ogni 3 ore, ci sono 3.400 nuovi casi ogni anno, quindi purtroppo è una malattia, non è una malattia ereditaria, trasmissibile, no. Però che ancora non si sa precisamente, forse dei fattori magari genetici o ambientali. La ricerca sta puntando su questo. Quindi... ci sono delle gradualità della malattia? C'è magari una che ha una sindrome più leggera, altre più gravi? Sì, ci sono delle 3 forme di sclerosi multipla, non sto qui a dire i nomi perché sono anche molto difficili, certo. Comunque. Però sì, c'è una forma un po' più lieve e poi una forma progressiva, ma non è detto che la sclerosi multipla compaia con la forma più lieve, può anche comparire direttamente, sì, purtroppo sì, per questo dico che è una patologia talmente complessa, dico sempre, bisogna essere fortunati anche nella sfortuna, certo, anche in quel caso, purtroppo sì. Però penso che è una patologia che va gestita. Cioè non anche all'impegno delle associazioni come la tua, diciamo che i familiari o chi ne ha affetto trovano conforto, trovano aiuto e quindi riescono ad avere anche un tenore di vita più accettabile. Sì, è un punto di riferimento per molte famiglie, per molte persone con sclerosi multipla. Infatti qui invito anche magari chi vuole anche delle informazioni, non nascondersi poi, a parte non nascondersi, sì, perché non è una vergogna, però penso che se io dico penso anche questo, se si conosce il nemico si può combattere più facilmente, no? In qualsiasi ambito, soprattutto in questo caso, quindi se magari è più giusto secondo me chiedere anche informazioni, cioè informarsi,
essere consapevoli di ciò magari che una persona... sui primi cioè sintomi, su certo, come compare certo. o su come Noi naturalmente spiegarsi alcune cose che magari all'apparenza anche... potrebbero essere insignificanti ma possono preludere a un qualcosa di più grave. Sì. Noi indirizziamo anche verso i centri clinici, cioè, aiutiamo per fare una diagnosi o comunque uno studio. Bene. Andate bene sicuramente. Ritorniamo a 2030, il 31 dicevamo il primo appuntamento di questa metropolitana a piedi, c'è in programma che cosa? Una gradualità di eventi, fino al 2030 insomma ne passeranno anni, Andrea. Sì, sicuramente. Allora, noi già della metropolitana urbana praticamente abbiamo ideato 5 linee, la prima sarà quella che era lontana, poi ci saranno quella del Novecento, gli edifici del Novecento, quella dedicata al Serpotta, lo stuccatore famosissimo, di cui da Agrigento ci sono delle testimonianze notevoli. Poi c'è anche quella medievale, delle porte appunto medievali che ci sono in città, le altre adesso non me le ricordo. Però insomma un percorso variegato e che l'adesione a 2030 dicevi che è stata molto partecipata degli operatori che vogliono il bene della città, insomma questo è innanzitutto lo spirito che li unisce. Che serve un po' a tutti, serve sia agli operatori turistici per conoscere meglio la città, perché poi quando devi consigliare a un turista cosa andare a vedere... Certo, un tuo ospite che ti chiede oltre alla Valle dei Templi, insomma... Quindi essere informati noi stessi cittadini è una cosa buona. Il secondo fattore appunto è il fatto degli agrigentini, no? Il fatto di conoscere gli angoli più reconditi della città, o dei monumenti o dei portali o delle cose che non conosciamo perché magari non frequentiamo il centro storico, e quindi questo ci dà questa possibilità appunto di farlo. Dicevo prima al preside Di Pasquale se c'è un progetto che secondo lui insomma sta interessando o ha interessato di più i suoi studenti. Sì, il percorso che ha interessato più gli studenti e quindi c'è stata una maggiore richiesta di iscrizione è un percorso che dà delle competenze molto spendibili ai ragazzi, ed è un percorso particolare perché prevede che i ragazzi frequentino delle lezioni di sviluppo delle competenze della lingua inglese con dei docenti madrelingua e con dei tutor e docenti di lingua inglese interni ai fini del conseguimento della certificazione B1. La certificazione tra l'altro avverrà a mezzo di un ente certificatore che è riconosciuto dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, e quindi diventa un titolo oggettivo, misurabile, spendibile nel proseguo della carriera scolastica. Dopo questo primo percorso i ragazzi faranno un secondo percorso attraverso lo studio di una disciplina non linguistica, che probabilmente sarà la storia, in lingua inglese, perché ormai i ragazzi devono pure essere capaci di affrontare lo studio di una disciplina, soprattutto penso alle discipline sanitarie, alle discipline scientifiche in lingua inglese quando saranno all'università. Questi ragazzi dopo questi due percorsi poi vivranno una esperienza straordinaria, per 21 giorni svolgeranno delle attività di alternanza scuola-lavoro presso l'Università di Malaga in Spagna. Quindi anche sviluppo di competenze di mobilità. I ragazzi oggi devono essere abituati e dobbiamo abituarli proprio ad uscire fuori dall'ambito, dal contesto territoriale urbano, devono scoprire il mondo, devono diventare cittadini europei, cittadini del mondo. Che bella cosa, io quando ero al liceo Massimo sono andato a Siracusa a vedere una tragedia greca, insomma già è stata una grande conquista. Beh, se per questo quest'anno abbiamo anche portato ad esecuzione un gemellaggio a Debrecen con un liceo dove si studia la lingua italiana. Debrecen è la seconda città per numero di abitanti dell'Ungheria e forse è quella più importante dal punto di vista industriale e commerciale. Il viaggio di istruzione a Budapest, uno stage linguistico a Malta, e poi i ragazzi hanno vissuto una particolare esperienza di alternanza scuola-lavoro. Una nave da crociera della Grimaldi li ha portati a Barcellona, sono stati 2 giorni a Barcellona, poi hanno fatto ritorno a Civitavecchia. Mi ha convinto, ritorno a scuola. Consumer
ha un'attenzione particolare per la Sicilia, lo dimostra il fatto che il prossimo weekend, il prossimo fine settimana, proprio il congresso nazionale di Consumer sarà qui in Sicilia, Giuseppe. Esattamente, è il secondo congresso di Consumer. Consumer è un'associazione di consumatori che nasce nel 2015, vuole essere indipendente e libera da qualsiasi aggancio sindacale o partitico, riesce con la propria spontaneità a svilupparsi nel territorio, a crescere. Nel 2016 viene aperta la prima sede a Trapani per quanto riguarda Consumer Sicilia, nel 2017 apriamo ad Agrigento, a Favara in specie, subito dopo apriamo poi in via Papaluciana ad Agrigento città. Bene, in 2 anni possiamo vantarci di avere oggi quasi 400 iscritti alla nostra associazione a livello territoriale agrigentino e quasi 1100 in Sicilia, quindi in 3 anni abbiamo fatto passi da gigante. Siamo pronti quest'anno finalmente dovremmo entrare nel Consiglio Nazionale dei Consumatori, che è proprio un ente per tutti noi. Abbiamo avuto il riconoscimento come associazione di promozione sociale da parte appunto del Ministero deputato e insomma diciamo che soddisfazioni e gradini della scala della vita, per usare una metafora, ne abbiamo fatti, grazie a Dio. Ci ha portato fortuna il battesimo di TVA. Io mi ricordo che il battesimo proprio giornalistico l'abbiamo... La prima volta si è parlato di Consumer proprio qui a Target. Qui a Target, sì, ed è quasi proprio 2 anni fa, ecco, era pure la fine di maggio. E per questo sono particolarmente legato a te da sempre personalmente, perché ci conosciamo a questa emittente. Non può che non cosa di buono Target TV la facciamo ogni tanto, Piero, Arturo, sì, insomma dai, ci sono queste gratificazioni che ci fanno bene. Dicevamo il congresso di Favignana. Congresso di Favignana, abbiamo un saluto particolare. Abbiamo un saluto particolare da parte del nostro presidente nazionale, che è Fabrizio Premuti. Vediamo cosa ci dice? Vediamo. Mandiamo il saluto video di Fabrizio Premuti. Arriva? Ecco, sì. Mentre la regia e lui è a Roma, lo prepara, vero? No, arriverà senz'altro. Mentre voglio ricordare ai nostri telespettatori, ai nostri ospiti, che dopo, in chiusura della nostra puntata e nei saluti, dobbiamo farlo in maniera particolare, non grazie, arrivederci, sarebbe una cosa troppo riduttiva. Dovete farlo, non lo so, con un pensiero, con una frase, con una citazione, con un buon proposito, insomma, con qualcosa che caratterizzi anche il vostro essere qua. Siamo pronti per l'intervista, Piero? Per i saluti, non per l'intervista, scusa. Quest'anno teniamo il nostro congresso nazionale in Sicilia, precisamente a Favignana. I motivi sono ovviamente molteplici, tra questi 2 emergono più degli altri. Il primo è il fatto che la Sicilia, come delegazione regionale, è sicuramente stata tra le più attive di Consumer Italia, e questo gli va riconosciuto, quindi con la presenza di tutti i delegati nazionali, e saremo 150 a Favignana. Il secondo è perché all'interno di quello che è il congresso nazionale e quindi del percorso per rinnovare le cariche dalla presidenza al consiglio generale, ai probiviri e così via, noi metteremo anche una riflessione sulla legalità, e non è casuale. Il primo motivo è che la facciamo con una persona che di legalità credo possa darci una lezione a tutti, ed è l'onorevole Caterina Chinnici. Il secondo motivo è perché siamo in una terra dove la legalità è chiesta a gran voce da gran parte della popolazione, e in una terra dove la illegalità non si è mai nascosta sotto il tavolo o sotto il tappeto, si è denunciata e si contrasta, a volte anche duramente, purtroppo con la perdita di vite umane, ma si continua a contrastare perché dal basso arriva un forte richiamo e una forte voglia di legalità. Quindi dobbiamo riconoscere questo a questa terra, e io con grande affetto ho il piacere di essere lì
è di portare lì tutti i delegati nazionali per queste riflessioni e per programmare quelle che saranno le azioni future di Consumare Italia, tra cui la difesa dei diritti dei consumatori sicuramente fa, come dire, dama con la legalità. Ecco, questo era il messaggio di Fabrizio Premuti, che naturalmente poi dopo quello che succederà, Giuseppe, tu o qualche altro, insomma, ci direte se ci sono delle novità per noi consumatori che emergeranno dal vostro congresso. Ma noi già abbiamo tracciato anche una strada a livello regionale, lo dicevo io poco fa quando abbiamo aperto questa trasmissione, cioè quella di tutelare il consumatore prima come cittadino e subito dopo come consumatore. Perfetto. Lo facciamo, chiudo l'espressione, lo facciamo proprio perché l'essere umano in questa nostra società non deve perdere la sua centralità. Bene, allora siamo arrivati proprio alla conclusione, ecco, minuto più, minuto meno, ci siamo, e come dicevo ai nostri ospiti il saluto e il ringraziamento della vostra presenza e partecipazione, che ha arricchito sicuramente il palinsesto di Televideo Agrigento, e noi di contro vi abbiamo dato una platea, insomma, abbastanza ampia, qual è quella della nostra emittente in tutta la Sicilia e anche oltre. Grazie della presenza e della partecipazione e tanti auguri a Isicania, perché ci sono Isicania. Prego, li vuoi chiamare questi due amici? Esatto. Ecco, li abbiamo visti nel video, ma li vediamo adesso qui di fortuna. Ora abbiamo Gerusalemi, erano ospiti, adesso invece sono parte attiva. Gerusalemi, il bassista Vincenzo Faraone, Francesco Scibetta e Totò Sciarratta. Quindi... Allora ragazzi, una battutina a ciascuno, proprio come avete visto questa trasmissione. Ha parlato bene di voi Carmelo? Allora, sì. Passa il microfono. Allora, prima di tutto voglio dire che è una trasmissione molto interessante, perché si vedono tante persone che lavorano tanto anche per questa terra, e il messaggio che noi volevamo inviare appunto con il nostro brano è appunto questo, cioè abbiamo presentato la situazione attuale della Sicilia piena anche di disagi, e quindi noi parliamo di un siciliano medio che si accomoda in questa situazione, e quindi noi l'abbiamo mostrato un po' ironicamente, certo, con l'obiettivo appunto di far svegliare questo siciliano medio e quindi lavorare. E poi quel ritmo, insomma, sì, con un ritmo molto, come dire, ironico. Tu in Sicania sei che cosa? Il bassista. Il bassista. Passiamo? Io invece voglio ringraziarvi dell'invito e voglio ringraziare soprattutto tutti coloro che ci hanno ascoltato e hanno condiviso il nostro inedito e ci continuano a inviare messaggi propositivi, diciamo. Tu in Sicania Io sei? sono Vincenzo Faraone e sono il sassofonista. Sassofono, andiamo avanti. Buonasera a tutti, io sono Francesco Scibetta, il trombettista della band. Volevo ringraziare tutti voi, Piero Licausi, Arturo Cantella e l'amico Enzo Gagliardo che ci ha ospitato qui oggi. Niente, è un progetto che nasce 4 anni fa, volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto Carmelo poco fa. Nasce 4 anni fa, però prende piede circa 1 anno e mezzo fa con l'ingresso di tutti loro e di altri 3 ragazzi di cui volevo citare il nome. Certo, ricordiamolo, non sono qui presenti. Ecco, Luigi Sanfilippo alla chitarra, Diego Farruggio alla batteria e Daniele Cuffaro alla tastiera. Bene, conosciamo l'ultimo presente. Sono Salvatore Sciarratta, il trombonista della band. Il trombone è quello che... Sì, quello a tiro. Un po' si può sentire, no? O lo strumento che ti dà... Ma lo strumento è un po' anche causa di luoghi comuni, diciamo. Bene, complimenti ancora ai Sicani. Speriamo sempre meglio comunque, perché fino ad ora non abbiamo ricevuto commenti negativi, quindi questa è una cosa. E questo ve ne fa ci fa onore, ci fa molto piacere e ci incoraggia. Stimola ad andare avanti, insomma. Ok, ritorniamo il microfono a Carmelo Veneziano Broccia. Ti puoi sedere tu, Carmelo? Gli altri purtroppo restano in piedi ancora per qualche minuto. Per i saluti, che cosa? Una frase, cosa dici? Un buon proposito, come una riflessione? Dai. Una riflessione. Sì. Allora, una cosa che si cita nella canzone, no? Magari siciliano medio, arriva l'ora di fare sul serio, svegliamoci ragazzi e facciamo della nostra terra la nostra ricchezza e il nostro tesoro, perché veramente
fino ad oggi non ci siamo riusciti. Grazie. Confidiamo nei nuovi politici, diciamo. Grazie ai Sicania, bravi. Grazie della presenza e della partecipazione. Salvatore Navarra, ancora qualche giorno per vedere gli archi di Pasqua. Sì, ci sono ancora altri 3 giorni per poter visitare gli archi di Pasqua. Voglio concludere con una citazione che mio papà quest'anno ha dedicato al monumento che è stato realizzato per il percorso artistico degli archi, appunto il monumento dedicato a Icaro. Non troppo in alto bisogna volare perché lì ha sede la presunzione, né troppo in basso perché ha radice l'ignoranza, ma bisogna raggiungere una via di mezzo che è quella della saggezza e dell'umiltà, e con l'umiltà si va sempre avanti. Grazie a Andrea Barbera e a tutti quelli di Agrigento 2030. Io volevo salutare e ringraziare voi per averci ospitato. Chiaramente invito tutti a partecipare dopodomani alla nostra metropolitana urbana. Ritornando al messaggio dei Sicania, quello è un augurio che voglio fare a tutti i giovani e a tutti gli agrigentini. Spero che in futuro possano recuperare un po' di orgoglio della propria città, del proprio territorio, che è quello che secondo me è la chiave di tutto poi alla fine. Grazie a Michele Di Pasquale, il dirigente scolastico della Saette Levatino di Ravanosa. Sì, il mio ringraziamento vorrei formularlo per mezzo di un auspicio, dicendo che auspico proprio che la scuola possa sempre educare al bello, possa sempre educare alla verità, nel rispetto di quella tradizione classica ellenistica. Aristotele diceva: sarò amico degli amici, sarò amico di Platone, ma ancor più cara mi è la verità. Grazie a Claudia Di Stefano e con lei a tutti gli amici dell'AISM di Agrigento. Grazie a voi, grazie per l'invito e per avermi permesso di far conoscere quella che è la realtà AISM nel nostro territorio. Il mio augurio a tutti è quello di essere protagonisti della propria vita, di non nascondersi e di essere coraggiosi. Grazie a Consumer Sicilia, nella persona del coordinatore di Agrigento Giuseppe Di Miceli. Ma io accolgo l'invito dei Sicani girandolo a chi ci rappresenta alle nostre istituzioni, dicendo: non fate siciliani medi, perché se noi ve lo diciamo loro ve lo cantano e ve la suonano. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.